governo cambia il PNRR, taglia 13 miliardi ai comuni, i sindaci del Veneto non ci stanno e chiedono all'esecutivo Meloni di ripristinare i fondi, l'out-out di Mario Conte, ci rimettono i virtuosi. Attimi di panico a Valle di Cadore dove un uomo minaccia i passanti con un macete, arrestato dai carabinieri in assetto antisommossa, ora si trova in carcere. Dramma ieri sera a Chioggia, Simone Matterazzo, ventenne di Piove di Sacco, perde il controllo della moto e muore dopo aver investito una turista francese, lo strazio della famiglia. Nel gennaio del 2022 le fiamme devastarono un'azienda di Volpago del Montello, l'incendio per la Guardia di Finanza è doloso, madre e figlio titolari indagati. In Consiglio regionale questa mattina la Lectio Magistralis del professor Alessandro Orsini boicottata da Fratelli d'Italia e Partito Democratico, maggioranza spaccata, Dema l'attacco, dov'è Zaia? Checco Zalone in scena, Villa Contarini confida al pubblico di essere stato derubato a Padova la sera prima, sono stato lasciato in mutande, ha detto ai fan. Mezzo secolo di vita per l'associazione Trevisani nel mondo, doppia festa domenica con la 30ª edizione del Consiglio Dei, dalle 10:30 in diretta su Antenna 3 la messa del vescovo Tomasi. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La politica, un nuovo fronte politico in apertura di questa edizione regionale dei nostri telegiornali, perché il governo ha revisionato il PNRR tagliando di fatto 13 miliardi di euro ai comuni e i sindaci veneti, Mario Conte su tutti, non ci stanno. Il rischio è proprio questo, che in Italia chi ben amministra, chi ben si comporta, poi alla fine si trova a dover pagare il conto doppio. Ecco, questo non lo vorrei. Io rappresento 580 sindaci virtuosi, quelli veneti, che non hanno mai speso un euro in più di quelli che potevano spendere. Adesso però chiediamo che non ci vengano tolte risorse per delle opere che sono importanti per il futuro delle nostre comunità. Passano i governi ma il copione si ripete, si taglia ai comuni, soprattutto a quelli virtuosi. Era successo con i fondi della rigenerazione urbana, fronte caldissimo per tutto il 2022, è accaduto anche stavolta con il ministro Raffaele Fitto che in cabina di regia, annunciando la revisione del PNRR, ha di fatto tagliato 13 miliardi inizialmente previsti per gli enti territoriali. Qualche rassicurazione da Roma è già arrivata, ma non può bastare. Il governo si è già espresso in tal senso dicendo che comunque queste risorse del PNRR sono state spostate e verranno sostituite con risorse ministeriali. È altrettanto vero che dobbiamo passare dalla teoria alla pratica. Noi abbiamo bisogno di coperture finanziarie, anche perché i cantieri sono in fase di inizio e quindi non vorremmo rimanere con delle cattedrali del deserto o peggio ancora delle opere incompiute. Ancora una volta una battaglia di territorio più che partitica, in ballo del resto ci sono molti cantieri. Io sono assolutamente d'accordo con il Presidente Lanci Veneto, serve chiarezza, è necessario che il governo recuperi eventualmente questi 13 miliardi di tagli, anche perché vi ricordo che Montebelluna è riuscita a intercettare oltre 13 milioni di euro del PNRR. Se ciò non avvenisse sarebbe un disastro per i comuni, nel senso che le progettualità finanziate col PNRR non troverebbero altra fonte di finanziamento nelle casse comunali, che sono già in forte sofferenza, e quindi noi abbiamo bisogno di quelle risorse. Ovviamente devono essere finanziate le buone progettualità, e parlo di quelle venete, perché sono quelle progettualità che rispettano perfettamente i criteri del PNRR. La cronaca ci porta a Valle di Cadore, nell'Alto Bellunese, dove si sono vissuti autentici momenti di panico. Un uomo a bordo strada esagitato, t-shirt rossa e un paio di jeans, in una mano un macete, nell'altra un'accetta. Fra lui e le auto che cercano di schivarla mentre brandisce minaccioso l'attrezzo da lavoro e il grosso e pesante coltello, un agente in borghese. Minuti di terrore ieri pomeriggio a Valle di Cadore, in pieno centro, nel tratto di strada fra la sede della Polstrada e un distributore di carburanti. L'uomo urla contro le auto e il timore è che con i due pericolosi attrezzi possa colpire qualcuno, ma fortunatamente nessuna vettura viene toccata. Un paio di automobilisti si fermano e con il telefonino immortalano la scena da diverse angolature. Le immagini diventano subito virali.
I poliziotti della stradale tentano di fermarlo. In supporto arrivano i colleghi del commissariato di Cortina e i carabinieri. Tutti indossano protezioni antiproiettile, lo tengono sotto tiro e alla fine, per riuscire a fermarlo e immobilizzarlo, viene attivato un taser, la pistola elettrica in uso alle forze dell'ordine in caso di pericolo. Fra i passanti, residenti e turisti, timore e sgomento. L'uomo ha 60 anni, si chiama Loris Marinello ed è di Valle di Cadore. In paese è conosciuto ma è noto anche alle forze dell'ordine. Ha a suo carico diversi precedenti per detenzione di marijuana che coltivava in casa per sé. Già nei guai nel 2016, nell'agosto di 2 anni fa, venne arrestato nuovamente per detenzione di stupefacenti. Una situazione delicata e difficile la sua, dicono in paese. Loris Marinello vive da solo e questa volta è finito a Baldenic con l'accusa di porto illegale d'arma, minaccia aggravata e resistenza pubblico ufficiale. L'udienza di convalida dovrebbe svolgersi nelle prossime ore. Sempre per la cronaca, 24 ore fa vi raccontavamo di un incidente mortale a Chioggia. La vittima è un giovanissimo di Piove di Sacco, la comunità è sotto shock. Eccolo Simone Materazzo in tutta la sua grinta, in testa la sua squadra, l'USD Fossò in spogliatoio a guidare la festa per la vittoria contro Legnaro. Era lo scorso anno, Simone di lì a poco avrebbe lasciato il suo amato pallone per dedicarsi agli studi e al lavoro. Aveva trovato da pochi mesi un'occupazione a Chioggia come riparatore di motori navali e proprio da lì ieri pomeriggio era partito per fare ritorno a casa. Viveva in questa villetta a Sant'Anna di Piove di Sacco con mamma, papà, le sorelle gemelle e la nonna. Un incidente tragico sul quale la polizia sta cercando di fare luce. Il giovane, che avrebbe compiuto 20 anni domenica, stava viaggiando verso casa quando all'altezza di via Stazione non è riuscito ad evitare l'impatto con un gruppo di turiste che stava attraversando sulle strisce. Una ragazza di 21 anni travolta dal mezzo si trova ora ricoverata in gravi condizioni all'Angelo di Mestre. Ieri pomeriggio la mia famiglia è stata colpita da una tragedia, siamo distrutti. È iniziato il periodo più triste della mia vita, scrive Papa Pietro in un post sulla sua pagina Facebook. Era un grande fan del figlio, il papà, ricorda Don Giorgio, parroco a Sant'Anna, lo seguiva, scattava le foto della squadra in campo. Veniva su ai campi delle sorelline in braccio al papà, ho in mente queste scene, no? Perché era quasi una mascotte, piccolo ancora. E ecco, lo voglio ricordare come pieno di vita e amante della vita. È un ragazzo solare, amante della vita, amato e coccolato dalla sua famiglia. Questo è evidente, con uno sguardo sempre tra il sornione e l'allegro che faceva capire che aveva una voglia grande di vivere. Attorno alla famiglia si è stretta oggi un'intera comunità. Simone era Simone, dice il presidente dell'USB Fossò, Davide Cavallin, suo allenatore per diverso tempo. Quando arrivò da noi mi disse: mister, ora che sono arrivato vinciamo tutte le partite. Così invece lo ricorda l'ultimo allenatore, Matteo Cagnin. Lo voglio ricordare con tutta la sua grinta e determinazione che dava in campo, che non è banale al giorno d'oggi. Simone, dovunque tu sia, rimarrai sempre nel mio cuore. La polizia locale sta facendo degli accertamenti, non si esclude, potrebbero essere disposti degli esami per capire se il giovane sia stato colto da un malore mentre era alla guida. Intanto il mezzo è stato posto sotto sequestro. Intanto oggi a Bassano l'ultimo saluto a Jacopo Venzo, il 17enne è morto la scorsa settimana in una gara ciclistica in Austria. Arriva scortato dai motociclisti della polizia in una bara bianca coperta da rose bianche e indaco. Jacopo Venzo. È un silenzio assordante quello che lo accoglie nel parcheggio del CMP Arena di Bassano. Accanto a Jacopo la sua famiglia, mamma Jessica, papà Francesco, i fratelli Elisabetta, Cesare, Filippo, Celeste, Tommaso, il più piccolo stretto alla mano della mamma. Nel palazzetto arriva anche la bici arancione di Jacopo accanto all'altare durante tutta la celebrazione. Un dolore grande e composto, quello che tutti i 1500 presenti nel palazzetto vivono. A celebrare il funerale di Jacopo, strappato alla vita a 17 anni durante la sua prima stagione da juniores, in una discesa durante il Giro dell'Alta Austria, è Don Francesco Andolfatto. Sono le comunità neocatecumenali a cui appartiene tutta la famiglia di Jacopo a sorreggerli. Prima della celebrazione il saluto di papà Francesco al microfono con mamma Jessica, che inizia con un ringraziamento. Portate pazienza, ringrazio tutti quanti.
Jacopo è morto in una circostanza particolare, è morto da atleta, è morto in una gara ciclistica, come tutti noi sappiamo. Allora in questi giorni tanti pensieri mi passavano per la testa. Mi è venuta in mente una preghiera che ha fatto Giovanni Paolo II nel 2000 in occasione del Giubileo degli sportivi. È la fede a sorreggere questo momento, spiega con calma Papa Francesco, nessun superpotere, e su Jacopo racconta. Per Jacopo il ciclismo non era un assoluto, ma era un mezzo per esprimere la sua personalità. La persona è colui che ha un ruolo, che ha uno scopo nella vita, che ha una missione. Questa è la pienezza della persona, animato da una grande passione agonistica e da un forte spirito di condivisione, di fratellanza. E nel palazzetto tanti giovani ciclisti presenti, sulla bara di Jacopo le maglie delle due squadre, l'affetto degli amici testimoniato da un cartellone pieno di foto e il saluto ciao, ciappalonga, e da uno striscione con il nome Jacopo colorato dalle mani degli amici del liceo artistico e donato alla famiglia, stretta da tutti i presenti in un grande abbraccio. Nel Montello ora per un rogo devastante che si è rivelato doloso. Il rogo era scoppiato la sera del 6 gennaio 2022 alla PMG Trasporti di Volpago del Montello. Un'indagine questa coordinata fra più forze. I vigili del fuoco, l'Arma dei Carabinieri e gli uomini della Guardia di Finanza che hanno operato ognuno sulla base delle specifiche competenze e i risultati non sono mancati. 2 persone, l'imprenditore e la madre, sono stati denunciati. In prima battuta sono stati i pompieri ad accertare come l'incendio fosse stato appiccato all'interno degli uffici amministrativi mediante l'utilizzo di un liquido accelerante che ha causato la combustione di quanto contenuto all'interno e lo scoppio della vetrata che separava gli uffici dal magazzino, con propagazione del fuoco a 2 serbatoi contenenti il liquido altamente infiammabile che erano stati appositamente depositati il pomeriggio dell'evento dopo l'uscita dei dipendenti. Una volta accertata l'origine dolosa sono scattate le indagini dei carabinieri della compagnia di Montebelluna che attraverso le immagini delle videocamere, le testimonianze e analizzando i tabulati telefonici hanno collocato i 2 indagati nei pressi dell'azienda proprio quando sono scoppiate le fiamme. Dopodiché è stata la Guardia di Finanza a individuare il possibile movente che abbiamo riconosciuto nella possibilità per i 2 indagati di ottenere un indennizzo che sarebbe servito da un lato a pagare la rata di riscatto del leasing dell'immobile coinvolto nell'evento incendiario e dall'altro lato a ottenere macchinari e nuove attrezzature. Insomma, frode assicurativa per 2 milioni di euro nei confronti del responsabile legale della società e della madre, nonché dipendente, ritenuti responsabili dei reati di incendio doloso, entrambi, e frode assicurativa solamente il primo. La Procura della Repubblica di Treviso ha ora concluso le indagini preliminari. Il reato di incendio doloso prevede la reclusione da 3 fino a 7 anni, mentre il reato di frode assicurativa prevede la reclusione da 1 a 5 anni. Questo al netto ovviamente delle responsabilità di natura civile. Diversi gli incendi avvenuti nella Marca negli ultimi anni. L'attenzione della magistratura di Treviso, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine è molto alta su questa tipologia di eventi. A Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto, la Lectio Magistralis del professor Alessandro Orsini è noto a livello nazionale per le sue posizioni critiche nei confronti della NATO, una Lectio che è stata preceduta e seguita da fortissime polemiche. Vorrei esprimere un ringraziamento di tutto cuore a Fratelli d'Italia e poi qual è l'altro partito? Partito Democratico. È il Partito Democratico di Venezia, capisco bene, del Veneto. Quindi vorrei ringraziare di tutto cuore il Partito Democratico e Fratelli d'Italia del Veneto per il grande onore che mi hanno voluto concedere nel boicottare la presentazione del mio libro, la mia lezione. Preceduta da abbondanti polemiche politiche, la Lectio Magistralis di Alessandro Orsini sulle cause della guerra in Ucraina è stata in grado di unire Fratelli d'Italia e Partito Democratico,
Democratico, concordi nel definire inopportuna la sua presenza in Consiglio regionale. Professore associato di Sociologia Generale e Politica all'Università Luis di Roma e saggista, Orsini ha raggiunto la celebrità soprattutto come analista televisivo della guerra in Ucraina, con analisi e opinioni che l'hanno esposto a critiche di filo putinismo che lui rigetta. In Italia tutti volevano togliere le sanzioni alla Russia nel 2018 perché danneggiavano l'economia italiana. Io ero l'unico a dire dobbiamo mantenere le sanzioni contro la Russia, altrimenti il rischio è che l'economia russa cresca e che questa crescita economica possa essere utilizzata da Putin per fare investimenti importanti nell'esercito, cosa che è accaduta. Chiaro, se dalla documentazione storica emerge che la NATO ha violato il diritto internazionale in tante circostanze, come adesso la Russia sta facendo nei confronti dell'Ucraina, se vengono fuori tanti fatti che non piacciono in questo momento al Corriere della Sera, alla Repubblica, alla Stampa, io proprio come un medico ho il dovere morale di dirle queste cose. Alessandro Orsini ha parlato per 2 ore abbondanti in sala Oriana Fallaci a Palazzo Ferrofini. Ad ascoltarlo solo esponenti leghisti, il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, l'assessore Roberto Marcato e i consiglieri Marzio Favaro e Luciano Sandonà, che ha organizzato l'evento. Poco distanti anche Franco Rocchetta, fondatore della Liga Veneta, ex deputato e sottosegretario agli esteri nel primo governo Berlusconi. Sandonà ricorda il voto unanime del Consiglio regionale Veneto contro l'invasione russa dell'Ucraina. Tutti noi siamo allineati con questo filo di pensiero, ma questo non significa analizzare a fondo e in profondità le cause e la complessità di quello che è successo prima del conflitto e di quelli che sono tutti i movimenti nello scacchiere internazionale. Questo ci farebbe perdere di vista quello che succederà anche nel prossimo futuro. E il Partito Democratico va all'attacco con Andrea Martella. Penso che il Consiglio regionale non abbia tra le sue prerogative presentare libri. So che anche il segretario regionale della Giunta aveva posto delle grandi riserve su questo evento, proprio dal punto di vista giuridico, con tutti i problemi che ci sono in Veneto, che riguardano gli eventi atmosferici che ci sono stati, che riguardano la salute e la sicurezza del lavoro. Sarebbe bene che questi consiglieri facessero dell'altro piuttosto che propaganda anche di basso profilo. Il Consiglio regionale dovrebbe occuparsi di tutti i problemi che affliggono il Veneto e non certo affrontare discussioni sulle tesi di Alessandro Rossini riguardo ai rapporti tra Russia e NATO alla guerra in Ucraina. Il giudizio del segretario del Partito Democratico Veneto Andrea Martella sull'invito in Consiglio regionale al professore e analista politico è netto. Mi domando poi dove sia Zaia, il quale sui giornali interviene rispetto a determinate posizioni su tanti argomenti, non solo quelli relativi alla politica internazionale, e poi lascia che consiglieri, credo del suo partito, anzi della sua lista, si occupino di cose di questo genere. Il Partito Democratico, inoltre, non ha dato alcuna indicazione sulla partecipazione o meno dei propri consiglieri regionali alla conferenza di Orsini. Io non ho dato indicazioni a nessuno dei miei consiglieri perché decidono da solo, per fortuna, queste cose. La capogruppo in Consiglio regionale ha ritenuto di criticare questa iniziativa e di pensare che non fosse opportuno andarci. Io sono d'accordo con lei. Non penso nemmeno che siamo allineati con il Fratelli d'Italia, cioè ognuno prende le sue decisioni. Noi riteniamo questa iniziativa un'iniziativa inutile, sbagliata e di cui in questo momento non c'era nessun bisogno. Voltiamo decisamente pagina, vi raccontiamo la disavventura padovana di Checco Zalone. Mi hanno portato via tutto, anche le mutande. Si vede che volevano farmi sentire a casa. Esordisce così il comico attore Checco Zalone, tornato a Padova, Piazzola sul Brenta, nella magnifica cornice di Villa Contarini con il suo spettacolo Amore più IVA. Blindatissimo, foto e riprese erano vietate. All'inizio dello spettacolo il comico ha confidato al pubblico, 8.000 persone arrivate per ascoltarlo, di essere stato derubato della valigia a Padova e di essere dunque rimasto senza niente, letteralmente in mutande. Un ritorno con beffa a Padova per il comico, del quale rimane celebre per i padovani la scena girata nel corso del film Sole a Catinelle, proprio nella città del Santo in Prato della Valle. Inizio e finale del film girati nel Padovano, fra il capoluogo e Monselice, dove gli spostamenti della troupe e l'arrivo dell'attore avevano suscitato curiosità, ma anche qualche polemica.
A Feltre, dove proseguono i preparativi per l'edizione 2023 del Palio, che si apre ufficialmente domani, e le cui gare trasmetteremo in diretta domenica 6 agosto. Anche la sindaca Viviana Fusaro vestirà uno dei costumi storici della manifestazione. Prima da cittadina, poi da prima cittadina, Viviana Fusaro ha sempre coltivato la sua passione per il Palio. L'anno scorso vi partecipò a pochi giorni dal suo insediamento. Quest'anno lo farà per la seconda volta da sindaco. Io l'ho vissuto già molto bene l'anno scorso perché da cittadina ho sempre partecipato, che è una manifestazione di una assoluta rilevanza, rievocazione storica, rivisitazione di tutti i quartieri, partecipazione di tutti i cittadini, movimenti in città, di turisti, quindi insomma è una manifestazione particolarmente importante per Feltre. Se da cittadina non aveva mai preso parte alla rievocazione storica, Viviana Fusaro nel suo ruolo pubblico quest'anno invece indosserà nuovamente uno degli abiti dell'ente Palio. Da sindaco ho partecipato così come era previsto, con il costume storico. Quindi in costume? In costume. Sono i costumi che insomma vedono magari più adatti a me, non c'è una specificità del costume insomma per il ruolo che ricopro. Ci anticipa il colore del costume? Il colore dovrebbe essere sul blu. Costumi che sono uno degli aspetti più spettacolari tra quelli che la nostra emittente farà vedere nel corso della diretta prevista per domenica 6 agosto, in cui si vedrà quanto il Palio sia diventato importante, non solo per la promozione della città che lo ospita, ma anche per tutto il circondario. Noi sappiamo che adesso il nostro Palio attira veramente persone non solo dal Triveneto ma anche da altre regioni, perché ha assunto davvero delle caratteristiche a livello nazionale e quindi vediamo tantissimo movimento e tantissima partecipazione dei turisti, non soltanto gli eventi del Palio, ma colgono magari l'occasione per fermarsi qualche giorno in più a Feltre, visitare il circondario, la cittadella, quindi è importantissimo. Ed è prevista una grandissima festa domenica prossima, 30 luglio, per i 50 anni dell'Associazione Trevisani nel Mondo, che da 30 anni in Cansiglio organizza una giornata in ricordo dell'emigrazione trevigiana, e Antenna 3 racconterà in diretta tutta la manifestazione, inizio alle 10:30 con i commenti dei presenti e lo sfilamento dei vessilli delle diverse sedi dell'associazione sparse in tutto il mondo verso l'ex base NATO, ora sede di Veneto Agricoltura. Alle 11, sempre in diretta ovviamente, celebrazione della Santa Messa presieduta da Monsignor Michele Tomasi, vescovo di Treviso. Quindi, riepilogando, l'appuntamento domenica a partire dalle 10:30 ovviamente su Antenna 3. E dal Veneto è tutto anche per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in calo sul nostro territorio. Attendiamoci altri episodi instabili. Vediamo il dettaglio di sabato 29 luglio. Sul Veneto sarà soleggiato, dal pomeriggio però aumenterà la variabilità sui settori alpini con qualche temporale. Alla fine della giornata i rovesci coinvolgeranno in parte anche le pianure. Attenzione a possibili fenomeni intensi. Temperature in lieve aumento, minime tra 15 e 22 gradi, massime tra 28 e 32 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso più sole verso la costa e maggiori annuvolamenti altrove, dove nel pomeriggio sarà probabile anche qualche rovescio. Temperature minime tra 19 e 21 gradi, massime sui 29-30 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo bel tempo ma con qualche temporale di calore durante la giornata e nella notte successiva. Temperature minime intorno ai 16-18 gradi, massime sui 30-33 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. L'Unic Star,
le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.